percorso molto selettivo oggi a Magnano, molto tecnico, diciamo che però il bel tempo ha aiutato un po' tutti i concorrenti. Essendo dell'organizzazione ho avuto modo di provarlo nei giorni scorsi, era molto più viscido, c'era molto più fango e c'era il rischio di dover scendere in più tratti. Invece oggi diciamo che insomma, il tempo è stato clemente, poi la giornata di sole di ieri ha aiutato. La salita c'erano passaggi molto ripidi che insomma quasi al limite, che mettevano a dura prova. Le discese altrettanto, diciamo che non lasciavano mai modo di tirar fiato, ecco. C'era sempre il rischio di dover scendere, fare alcuni tratti a piedi, però se escludiamo alcuni passaggi verso la fine, nell'ultimo single track era praticamente tutto pedalabile. Beh, che dire, è stata una bella gara e complimenti all'SC Capodivento per l'organizzazione, un percorso veramente duro e impegnativo e soprattutto in salita con discese tecniche. Della gara che dire? Beh, il vincitore è stato Diego Carnelutti che ha preso subito la testa della corsa già dalle prime rampe della gara e ha mantenuto sempre un buon margine che ha gestito fino alla fine. Io ho cercato di amministrare il secondo posto e così siamo arrivati nell'ordine. Complimenti ancora all'organizzazione per l'ottima gara, l'ottimo percorso che hanno preparato. Abbastanza accentuata, sì, per noi è forse un po' troppo. Comunque è andata bene, siamo caduti un po' di volte senza farsi male, per fortuna. Poi il grande campione mi ha battuto anche oggi. E niente, bel percorso, speriamo di ritornare il prossimo anno. C'erano salite molto tecniche, anche discese che erano difficili e certo erano da fare a piedi.